Chiamiamo Camilla per esporre la propria idea progettuale e per riproporsi alla sua frazione come 5 anni fa. Facciamo un grosso applauso a Camilla. Grazie. Buonasera a tutti, con la maggior parte di voi già ci conosciamo. Per chi non mi conoscesse, io sono Camilla Melis, ho fatto parte di questa amministrazione per insomma, questi 5 anni e mi sono occupata tra le altre cose di ambiente. Abbiamo iniziato il nostro mandato nel 2016 con un appalto di igiene urbana ormai scaduto e in proroga, quindi diciamo che da subito abbiamo dovuto lavorare con gli uffici per la predisposizione del nuovo appalto, che è partito a settembre 2018 e insomma già poco dopo ha dato i primi risultati positivi. Considerate che noi nella prima metà del 2018 avevamo una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65%, che è la soglia minima imposta dalla Regione Sardegna al di sotto della quale viene applicata la penalità, ovvero una multa, una sanzione. A soli 3 mesi dall'avvio dell'appalto, quindi nel dicembre del 2018, noi avevamo una percentuale di raccolta differenziata che tendeva all'80%, quindi in soli 3 mesi c'è stato un grosso, un veloce miglioramento. Il risultato migliore però è arrivato l'anno successivo, nel 2019, quando si è raggiunta e superata la percentuale dell'84%. Che ci ha permesso, diciamo, non solo di essere premiati da Legambiente col titolo di Comune Riciclone e di Comune Rifiuti Free, ma anche e soprattutto di beneficiare della premialità della Regione Sardegna, che in termini economici consiste nel dimezzamento del costo di smaltimento del secco, quindi con un risparmio nello specifico di 33.000 euro. Abbiamo poi avviato, anche se in via sperimentale, la lettura dei microchip che sono presenti nei nuovi mastelli che vi sono stati consegnati all'avvio dell'appalto, e l'obiettivo è quello, entro i prossimi anni, di arrivare a una tariffazione puntuale per cui ogni utenza paga in base a quello, ai rifiuti che produce. Ecco. Un servizio che abbiamo voluto inserire all'interno del nuovo appalto è quello della bonifica delle discariche abusive, le cosiddette microdiscariche, come le abbiamo chiamate. È un servizio che è andato avanti gestito direttamente dalla ditta di igiene urbana e dalle associazioni di volontariato di tutela ambientale, che in questi 5 anni sono state molto attive su tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda invece le discariche di maggiore entità, le discariche più importanti, quelle che per intenderci non era possibile ripulire con le sole nostre forze, abbiamo ricevuto dall'assessorato all'ambiente della Regione Sardegna un finanziamento di 70.000 euro, che ci ha permesso quindi di bonificare le aree più degradate, come ad esempio Munari, che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, una questione ormai che ci trascinavamo da anni, ma non solo. Insomma, qua più vicino abbiamo ripulito ad esempio la strada che porta alle Saline, o la strada che collega Palmas alla strada provinciale per Trattalias. In sostanza, tra le microdiscariche e le discariche di grossa entità abbiamo ripulito circa 60 siti nel territorio in questi 5 anni. Un altro tema che ci stava e che ci sta particolarmente a cuore è quello della sensibilizzazione ambientale, soprattutto nei confronti dei nostri concittadini più piccoli, nei confronti dei bambini. In questi 5 anni abbiamo coinvolto la scuola in varie attività di tutela ambientale, e la scuola ha sempre partecipato molto attivamente, proponendo appunto delle attività che si adattassero alle varie fasce d'età, quindi dai bambini dell'infanzia alle scuole medie. Con i bambini più piccoli, ad esempio, abbiamo visitato il comando dei vigili urbani. Con i ragazzi più grandi abbiamo partecipato alle attività, alle giornate nazionali e internazionali contro l'abbandono dei rifiuti. L'obiettivo era quello di seminare in questi bambini il germe delle buone pratiche ambientali, in modo che crescendo diventino adulti consapevoli e rispettosi del proprio territorio. Cosa ci proponiamo di fare per i prossimi 5 anni? Direi di proseguire su questa linea per quanto riguarda le azioni di sensibilizzazione ambientale.
Ci proponiamo inoltre di potenziare, di valorizzare la rete della mobilità sostenibile che già esiste nel nostro comune. Abbiamo la pista ciclabile, abbiamo vari percorsi naturalistici. L'obiettivo ora è quello di attrezzare questa rete con insomma, strutture che possano essere utilizzate dalle persone che vivono questa rete, ad esempio colonnine di ricarica per i mezzi elettrici o un distributore di acqua potabile per chi va ad esempio a fare una corsa in pista ad allenarsi. Ci proponiamo di valorizzare le nostre aree verdi presenti in tutto il territorio comunale con nuove piantumazioni, con l'installazione di arredo urbano e di giochi per bambini dove è possibile, da qualche parte abbiamo già iniziato. E ci proponiamo di modificare, di concentrarci su un appalto di igiene urbana che chiaramente andrà a scadere da qui a pochi anni, che ha presentato delle criticità grazie anche alle segnalazioni di voi utenti. Ecco, ci proponiamo anche di lavorare su queste criticità. Quindi per questo motivo vi chiedo, vi ricordo di andare a votare il 10 e l'11 ottobre e di confermare la fiducia nei confronti di questa lista e di questa sindaca, che vi posso garantire è una persona speciale, una persona in gamba, è una ragazza forte e determinata. Quindi il 10 e l'11 ottobre andate a votare, votate la lista numero 2, riprendiamo il filo con sindaco Elvira Usai. Anche questa ragazza è determinata, forte e ha imparato tanto, perché 5 anni fa diventava rossa come queste mattonelle e adesso sa affrontare discorsi in pubblico, è stata un bravissimo assessore, ha fatto riunioni, si è interfacciata con tutti gli enti, regione compresa, quindi è un orgoglio per Palmas.